tako. Če gremo naprej s predstavitvami naših partnerjev, danes je tukaj tudi partner. Proseguiamo con la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia. Cedo la parola quindi al signor Loris Asquini, il quale ci illustrerà le attività che questo partner ha svolto nell'ambito del progetto Pesca. Prego. Anaïs Sedem. Io non ho preparato delle slide, le ho fatte preparare, anche perché noi siamo un partner di supporto, noi non abbiamo fatto tutte quelle grandi cose che ho visto che secondo me esprimono e fanno vedere molto bene, dico naturalmente un mio giudizio, il successo di questo progetto. Io devo esprimere una grande soddisfazione per essere stato uno dei partner di questo progetto e per aver lavorato per la nostra parte, insomma, con voi. Io ricordo le iniziali difficoltà, incomprensioni anche, non so, qualche punto anche qualche volta di frizione, uso un termine forse forte, nelle riunioni in comune a Fiumicello, ma mi pare che cammin facendo siamo riusciti quasi quasi a mettere insieme una squadra che mi dispiace vedere adesso, insomma, disperdersi. Quello che noi abbiamo cercato di fare per parte nostra, Lega delle Cooperative, per chi non lo sapesse, è una organizzazione di imprese cooperative, imprese di ristorazione e imprese di produzione agricola o comunque di gestione anche del settore della produzione agricola. Noi siamo stati ben contenti di partecipare, fare la nostra parte, che non sto neanche a dettagliare cosa abbiamo fatto, diventerebbe anche forse per voi noioso. Quello che avevamo in testa e che abbiamo anche condiviso era l'educazione alimentare nelle scuole attraverso dei prodotti e dei piatti tipici locali. E cioè abbiamo voluto, credo che abbiamo anche raggiunto quell'obiettivo di far capire ai giovani, ai bambini, a coloro che hanno utilizzato di questo progetto, hanno utilizzato e mangiato, studiato, visto i prodotti che poi servivano anche a fare il piatto, hanno imparato anche ulteriormente cosa vuol dire il territorio, cioè abbiamo cercato di legare la cultura del territorio al cibo. Non è una cosa di poco conto, credo che su questa strada si debba continuare, anzi io nel nostro ultimo incontro che abbiamo fatto mi sono permesso di dire che potremmo anche ulteriormente andare avanti su questo progetto immaginandone altri collegati a questo o che abbiano questo come base, come partenza. L'ho detto e vorrei anche ripeterlo qui. Il cibo, il mangiare, la cultura, il territorio o l'educazione alimentare vuol dire anche salute. Il cibo, attraverso il cibo ci si può fare male, ci si può fare anche del bene. Io sarei per farci del bene. Quindi collegare l'educazione alimentare, in particolare dei nostri figli, nipoti, per quanto mi riguarda, sia importantissimo sicuramente il cibo, inteso come momento di salute e non il contrario. Io la propongo qui, magari ci ripenseremo, abbiamo tempo per pensarci, ma potrebbe essere una cosa importantissima. Due cose brevissimamente, come mi ero impegnato a fare, voglio dire che noi abbiamo voluto fare un qualcosina in più di quello che dovevamo fare, ne avevamo anche le risorse, e vedere e capire
come hanno percepito i dirigenti e gli operatori delle mense questo loro intervento nel progetto. Stiamo ancora elaborando quello che ci è stato restituito nel questionario che abbiamo mandato qualche tempo fa, lo stiamo elaborando ancora, ma ci pare di capire già da subito che comunque il giudizio è positivo, mai negativo, positivo o più che positivo. Ci sono alcuni problemi, e ci sono stati alcuni problemi, a dire il vero, rispetto all'approvvigionamento di qualche prodotto, ma sono cose che insomma potevamo anche immaginare, no? Sì, passatelli, il grano saraceno, la farina di avena, non sono cose, lo dico così come titolo, poi magari se ne dettaglieremo anche meglio, non è una cosa semplice, oppure non è stato per alcuni una cosa semplice, almeno dai dati che abbiamo. Qualche riflessione in più ci sarebbe stata opportuna da parte nostra rispetto al coinvolgimento, ma non era possibile, e comunque abbiamo ragionato qualche coinvolgimento in più nella elaborazione delle iniziative nelle mense. E questo non è neanche colpa o responsabilità di nessun partner. Qualche volta la responsabilità, noi la registriamo, sono degli operatori della mensa, fra il gruppo dirigenti della mensa e gli operatori poi in cucina e nella distribuzione, quello che viene chiamato da noi lo scodellamento. Ma sono cose che possono capitare, anzi noi abbiamo apprezzato anche questo, nel senso che ci hanno detto la verità, non ci hanno detto soltanto le cose che per quanto riguarda gli operatori hanno funzionato, ma anche alcune cose che hanno funzionato meno bene. E qui la chiudo, metteremo giù anche per iscritto i risultati di questa nostra ricerca. Voglio soltanto dirvi ancora brevemente un'altra cosa. Il giorno 4 ottobre a Gorizia noi faremo una iniziativa in cui metteremo attorno a un tavolo gli operatori, tutti, e metteremo lì, sentiremo anche quali sono le linee di indirizzo per quanto riguarda l'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, ma più in generale l'agricoltura in Europa. Noi la decliniamo qua lungo questo confine, ma insomma l'agricoltura in riferimento a due progetti messi insieme che lì noi vogliamo presentare, mostrare. E uno è il progetto pesca e l'altro è il progetto OGD e Ordini di Goriziani. Il progetto pesca aveva gli obiettivi che abbiamo visto qui, che non sto a dirci, l'educazione alimentare con il prodotto locale, prodotto tipico locale. Bene, il progetto OGD, Orti Goriziani, è un altro progetto in cui il partner è Lega delle Cooperative, che ha come obiettivo invece quello di promuovere e vendere il prodotto tipico locale lungo il confine. E le due cose sono, secondo noi, e non soltanto secondo noi, molto ben collegate, e vogliamo fare una giornata unica insieme con questi due progetti. Io la chiudo qui, e naturalmente siete invitati tutti, ci sarà una bella giornata a Gorizia dove ci saranno 30 degustazioni, ci sarà l'intervento della Regione Friuli Venezia Giulia, del sindaco di Gorizia, del sindaco di Fiumicello, speriamo ci sia, che sia presente.